Al telefono Alessio Trappella. Alessio Trappella, per chi non lo conoscesse, è un grandissimo amico, virgola, però musicista, polistrumentista, bassista, tra l'altro in questo momento qua anche frontman delle Orme, e lo salutiamo e gli chiediamo la domanda di rito. Ciao Alessio, come va? Ciao Leandro, bene, dai. Allora, tutto bene, tutto bene nonostante insomma, vabbè, questo periodo insomma così. Per fortuna tutto a posto. In questo momento, anche ieri abbiamo intervistato un po' di artisti, Sergio Ricci tra gli altri, e parlavamo che uno dei settori più in crisi in questo momento qua è il settore dello spettacolo. Però mi ero prefissato oggi di fare una trasmissione sull'ottimismo. Che Sì. ottimismo vedi in questo momento tu? Punto di domanda. Beh, più che altro vedo un ottimismo per quello che sarà dopo. Appunto. Perché anche in questo momento, se vogliamo, c'è un punto positivo. Il punto positivo è che ognuno di noi, parlo degli artisti, insomma, può fare può un po' meditare, fra virgolette, un po' fare mente locale su quello che ha fatto in passato, su quello che vuole fare, preparare tante cose, quindi diciamo che può prendere questo momento come un momento personale di introspezione, ecco, diciamo così. Sto andando un po' troppo sul... No, bravo. Ecco, quindi se guardiamo proprio ad oggi, questo è quello che è la roba positiva che vedo. Poi, se invece pensavi di più a una cosa riguardo proprio il fatto degli spettacoli, sicuramente quando si riprenderà, diciamo, ad esibirsi dal vivo, ci sarà sicuramente qualche cambiamento, dai. Ecco, però magari ci sarà la voglia anche della gente di muoversi, di vedere, Sì, quindi, questo sicuramente. Forse potrebbe essere un stop and go. Speriamo. Almeno per i primi tempi, sicuramente quando si ritornerà, anche se sarà, penso io, insomma, una cosa graduale, però sicuramente appena si ritornerà appunto ai concerti, come dici tu, ci sarà un bel boom Ma speriamo. di spettacoli e una bella partecipazione da parte di tutti. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi dopo metto un filmato che ho scaricato da YouTube di uno dei tuoi gruppi, e questa qua è la domanda. Tu sei un polistrumentista, partecipi, collabori con tanti gruppi, primo fra tutti probabilmente le Orme, mi ricordo che Sì, eri anche certo. musicista con i New Trolls. Qual è il gruppo che più ti sta a cuore? Oh, bella Di tutti domanda. quelli che fai? Guarda, mi prendi in un momento un po' particolare, nel senso che ovviamente ho sempre piacere di suonare con tutti i gruppi e lo faccio volentieri, e con tutti a tutti sono affezionato, però proprio in questo periodo sto per preparare un disco mio. Ah, bravo, caspita, questo non lo sapevo. No, non lo sa nessuno, non sono uno che sbandiera, sono uno molto riservato, lo sai. No, sto preparando il mio disco, quindi se mi fai questa domanda ad oggi ti dico, ma adesso sto pensando un po' a me stesso, quindi non è che gli altri gruppi li defilo o non sono più nei miei pensieri, diciamo, e quindi non posso dirti se è un gruppo preferito, perché adesso mi sto dedicando a me stesso, quindi sarei un po', insomma, presuntuoso, ma sono io il mio preferito adesso, nel senso che grandissimo. No, sto dedicando un po' di energie, ecco, a questa cosa, e quindi mi svincolo anche dal fatto di dire un gruppo piuttosto di un altro. Ho trovato la risposta giusta. Grande Alessio, io ti ringrazio, naturalmente pensiamo tutti in positivo. Tra l'altro dopo farò vedere anche un video che abbiamo fatto alcuni anni fa ad Adria con gli Anadreba, che so che è un tuo gruppo, anche questo certo. Sei affezionato comunque a loro. Beh sì, assolutamente, tanti anni che suoniamo assieme. Sì. Ti ringrazio, ciao Alessio, buona giornata. Grazie a te, ciao Leandro, ciao, a presto.